Eder. Mech. Pallister. Sebastiano, dopo il precedente video che non è molto piaciuto per come ti sei espresso, riproviamoci. C'è stata una nuova proroga. Ma per me, guarda, è vergognoso questo, mi ha molto ferito perché dopo 4 anni e mezzo chiedere ancora 90 giorni di proroga veramente mi sembra una cosa impossibile. Sebastiano Visintin è l'unico indagato, no? E perché sono solo io indagato? Io mi chiedo, faccio questa domanda. Io ai miei avvocati dico, ma perché non avete sentito o guardato intorno un po' quelle che sono le persone che hanno condiviso la nostra vita con Liliana, queste cose qua. Diciamo 4 anni e mezzo ancora non abbiamo delle risposte. Io spero che in qualche modo si possa arrivare a un risultato, insomma. Diciamo, noi siamo qua a disposizione, non è un problema per me. I familiari di Liliana però sono convinti che l'assassino sia e resti tu. Ognuno ha le sue idee, le sue cose, loro probabilmente hanno anche depositato in procura le loro idee, i loro pensieri, e perciò aspettiamo. Guarda, dopo 4 anni e mezzo, credimi, dare una risposta su quello che mi stai dicendo è praticamente impossibile. Guarda, noi vivevamo insieme, certe cose comunque, se tu guardi le mie scarpe sotto, probabilmente c'è del zirconio, cioè poggi i guanti, poggi le cose, e indubbiamente queste sono le risposte. Tu sei l'unica persona che non si è mai arrabbiata in vita sua, anche se poi ci sono degli episodi che racconterebbero altro. E invece i tuoi rapporti con Liliana com'erano? Benissimo. Avevamo in progetto di andare addirittura in Brasile da questi nostri amici a Ubatuba e avevamo già parlato con un'agenzia per poter fissare in febbraio, nel mese di febbraio, un volo per andare là dai nostri amici. Anche se poi ci sono degli episodi che racconterebbero altro. Ecco, da dimostrare comunque. Tutti noi abbiamo sempre in mente Claudio Sterpin, tu te lo ricordi ancora? Guarda, io non voglio parlare di questa persona perché non c'è più e purtroppo non ha dato risposte su certe cose che avevamo chiesto e perciò preferisco non rispetto. Sono cose dette da queste persone. No, a me non risulta. Io sono cose che comunque non ho mai pensato. Noi si frequentava altri amici, si faceva dei viaggi assieme. Perciò ognuno di noi ha degli amici, delle amiche, magari di infanzia, che ogni tanto ci si vede, capisci? Io poco tempo fa ero a trovare una mia amica e abbiamo ripercorso un po' da quando facevamo i festini, avevamo 13, 14, 15 anni. Liliana aveva le sue conoscenze. Io non mi sono mai permesso fare delle domande a mia moglie. Io ho sempre avuto massima fiducia, se lei voleva dirmi qualcosa me l'avrebbe detto. Questo io non ci crederò mai su questa storia. Noi si viaggiava molto perché diciamo, sia d'inverno che d'estate si andava in Croazia, si andava in Austria, in questi centri benessere che avevamo gli amici. Ho visto delle foto qua col ghiaccio, con la neve di Liliana che abbiamo fatto su in Austria. Perciò io continuo anche adesso ad andare nei weekend a Villacco, qua e là, in questi centri benessere. Perciò la nostra vita era tranquilla. Oggi esattamente di Liliana, cosa ti manca? Tutto. Io continuo a vivere con le sue cose, con i suoi vestiti, con le sue scarpe, con le sue cose. Io ogni sera, ogni mattina preparo il letto, sistemo il letto, c'è il suo cuscino, le sue cose, veramente vicino a me. Questo non è proprio vero perché proprio il giorno in cui siamo venuti a casa tua per farti un'intervista ci hai raccontato che avevi buttato un sacco di lenzuola, un sacco di cose di Liliana perché dicesti prima o poi bisognava fare un po' di spazio. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.